Anche un banale asterisco può dividere l'opinione pubblica, ebbene sì, nonostante il Covid, nonostante le terze dosi, nonostante le feste di fine anno, le manovre di bilancio, tanti argomenti su cui poter parlare, c'è chi ha soffermato la propria attenzione su quegli asterischi di troppo, a detta di qualcuno, che sono comparsi in una campagna pubblicitaria dell'Università di Udine a favore dell'inclusività, e questo bisogna accennarlo. Università di Udine cresce per tut e con tut, con i due asterischi a posto delle vocali, un linguaggio senza utilizzo di queste vocali finali per includere appunto tutti. Eppure questo non è piaciuto a una parte degli editori, non è piaciuto a una parte dei politici. Noi vogliamo chiedere un chiarimento su questa campagna slogan che, a dir la verità, è partita 2 anni fa e ci si è accorti solo adesso e si fa un gran parlare in questi giorni. Lo chiediamo in questa puntata di Screenshot direttamente al rettore, magnifico rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, che è collegato con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti coloro che sono in ascolto. A tutti o a tutti? Non l'abbiamo capito. No, io ho fatto il classico, quindi verrebbero i miei professori a tirarmi i piedi di notte se usassi maldestramente la lingua. Ecco, sì. Però Ved- insomma, diciamo, come ha giustamente detto lei, forse un rumore eccessivo di fronte a una campagna pubblicitaria, come ha accennato, è una attività che è stata promossa già, credo, a giugno, se non sbaglio, del sì. 2020 e in realtà aveva come oggetto una serie di principi valoriali come il valore della ricerca, della scienza, cose che sono adesso di grandissima attualità, la libertà da pregiudizi e ignoranza e anche l'inclusione. Quel manifesto in particolare, una scelta grafica che può essere discutibile, per carità di Dio, non è evidente che questo può piacere o meno, voleva attirare l'attenzione, ribadire l'attenzione sul tema dell'inclusione, che insomma, mi auguro sinceramente non sia in discussione, non lo è nemmeno nella comunità europea, quasi meno Sì. dei cambiamenti climatici, anche se poi magari la sua attuazione è un po' ancora piuttosto un cammino piuttosto impervio. E quindi sostanzialmente questo era il succo del manifesto, che ripeto fa parte di una campagna molto più alta ed era semplicemente un messaggio, diciamo, nei confronti, non dimentichiamoci, non tanto degli occasionali fotografi o visitatori di Udine, ma soprattutto nei confronti degli studenti. Voglio tranquillizzare tutti, i linguisti o chi ha parlato anche di un abuso del politicamente corretto, non esistono documenti all'interno dell'università che girino con asterischi, sbarre e chiocciole, tutto viene svolto nel massimo rispetto dei parametri linguistici, considerando che siamo un'amministrazione pubblica e quindi evidentemente tutto ciò deve essere fatto nel massimo rispetto di quella che è la lingua italiana e non solo, nel nostro caso anche friulana, devo dire, e inglese dove serve e secondo i parametri che poi possono essere compresi da tutti. Senta, E, Rettore, ho prego. notato che lei comunque ha mantenuto una certa tranquillità anche dall'esordio di questa puntata. Questo non l'ha sconvolta più di tanto, insomma, essere schiaffati in prima pagina sui maggiori quotidiani locali. Questa polemica è rimasto però, non l'ha turbata più di tanto, però è rimasto un po' male, ce lo dica. Turbare ormai dopo aver fatto quasi 2 anni, cioè quasi l'intero mio mandato finora, con il Covid, se uno si turba di fronte alla polemica dell'asterisco, sì, diciamo, non ha un futuro in questo momento, almeno se si vuole fare il rettore. D'altro canto, più che male, mi ha destato una certa amarezza anche la facilità con cui chi è intervenuto, devo dire anche con toni che non si addicono proprio alla civiltà del dibattito, abbia considerato di emettere sentenze e giudizi sull'operato dell'università senza preoccuparsi di sapere o di verificare bene che cosa l'università fa e sta facendo,
naturalmente considerando che l'università prima di tutto deve avere una solida e qualificata offerta formativa, una reputazione scientifica consolidata e poi fa anche delle campagne di immatricolazioni in cui propone e Sì. deve essere portatrice di principi importanti. Tutto questo è stato, diciamo, tralasciato e si è diciamo, detto quello che ognuno riteneva di dire. Spero che tutto questo non nasconda una anche difficoltà ad affrontare comunque un tema come quello dell'inclusione, che credo sia fondamentale. Senta, a tutti quei detrattori, si è sentito di tutti i colori in questi giorni, si cancella l'identità di genere, si è parlato di ignominia addirittura, che rischierà Udine di perdere degli iscritti, addirittura c'è chi non vuole che questi slogan vengano affissi in determinate città della regione. Cosa si sente di rispondere? Allora, beh, intanto di porre attenzione, perché effettivamente noi non siamo stati abbastanza incisivi, perché sono stati esposti in 40 comuni e quella campagna lì, se io dovessi fare semplicemente un conto banale, come vengono spesso rese alcune dichiarazioni sui giornali, di fatto è stato l'anno in cui abbiamo superato il famoso limite storico, che da voi è stato anche ripreso, delle 5.000 immatricolazioni, quindi se dovessi fare i conti su quello direi che è andata benissimo. Però, ripeto, non nessuna volontà di ledere la lingua, cioè di non creare, come giustamente può osservare qualcuno, delle minoranze lamentose, ma quello che è importante, ripeto, ribadire alcuni principi. Noi abbiamo un codice etico, comportamentale, che sono molto importanti per gli studenti. Gli studenti sono molto attenti anche a questi aspetti, al di là della grafica e dell'asterisco, insomma si cerca di essere impattante anche con il messaggio, magari non sempre ci si riesce. Non sono solo quelli che vanno il venerdì a ricordarci che c'è un problema ambientale, che ci dobbiamo occupare del loro futuro. Non ho visto un solo intervento o qualcuno che si sia preoccupato di sentire il parere degli studenti, che sarà diversificato anche da loro, spero, Sì. e credo che sia molto importante. La verità in tasca non ce l'abbiamo, però noi abbiamo il dovere di ricordare, come dicevo, che ci sono principi che sono fondamentali e devono guidare anche il dibattito formativo che si instaura fra i docenti e gli studenti, senza voler, sempre con il massimo rispetto di tutti. Rettore, le faccio l'ultima domanda prima di mandare lo spot pubblicitario, poi parleremo anche di Università 360 gradi. La campagna comunque andrà avanti, ci saranno nuove iniziative a tal riguardo? Ma la campagna in realtà, adesso non dovrei dirlo, ma insomma è datata. Noi naturalmente abbiamo mantenuto solo nei nostri luoghi, tutto sommato, questi manifesti hanno avuto anche un grande apprezzamento anche da parte di altri, al di là di questo, diciamo, della polemica dell'asterisco, perché rappresentano un po' anche le nostre, come dicevo, i principi su cui anche si basa la nostra attività. Poi in realtà ogni anno, insomma, si cambia un pochettino, anche si cerca di essere nuovamente, diciamo, anche attrattivi dal punto di vista, diciamo, visivo. Ecco, fermo restando che, ripeto, i nostri cardini sono la qualità dell'offerta formativa, la reputazione scientifica e ovviamente l'attenzione a questi grandi temi. Alcuni probabilmente anni fa non erano nemmeno previsti o prevedibili. Parliamo di sostenibilità, l'attenzione alla ricerca, certo, e anche l'inclusione. Allora, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti.
Bentornati a Screenshot, la nostra trasmissione di approfondimento sui fatti quotidiani. Parliamo di università, abbiamo parlato nella prima parte di quella campagna con gli asterischi che tanto ha diviso il mondo politico e imprenditoriale, ma anche degli editori, insieme al magnifico rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton. Lasciamo da parte questo argomento abbastanza sviscerato in questa prima parte. Pintone, le chiedo anche un parere invece per quanto riguarda la questione Novax e obbligatorietà di vaccino in alcuni tipi di professioni, tra cui appunto quello del corpo docenti. Che cosa ne pensa? Sappiamo anche che ci sono per esempio alcuni docenti che hanno tenuto anche alcune lezioni abbastanza discutibili, al di fuori delle loro tematiche che avrebbero dovuto affrontare nel corso delle lezioni. Mi pare di aver letto anche di qualche docente recentemente che ha affrontato qualche questione, insomma, che riguardava il mondo dei vaccini. Cosa ne pensa? Sì, beh, adesso mi ha posto delle domande lunghe e complicate. Comunque, per quanto riguarda la vaccinazione, io tengo a ricordare che l'università si è mossa tempestivamente, offrendo, in collaborazione naturalmente con l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, le vaccinazioni ai dipendenti e non solo, anche tutti coloro che avessero anche un contratto temporaneo con l'università, e abbiamo chiuso la somministrazione della terza dose un paio di settimane fa. Quindi è evidente, insomma, la possibilità di dotare tutti coloro che lo volessero di vaccinazioni è stata perseguita e devo dire anche praticata dalla stragrande maggioranza. Naturalmente sull'obbligatorietà noi, diversamente dalla scuola, non abbiamo l'obbligo della vaccinazione, non è stata prevista questa per legge, considerando anche però che gli studenti sono obbligati ad avere il Green Pass rispetto alla scuola. Quindi imporre una vaccinazione è sempre, diciamo, un tema piuttosto complicato e difficile. È chiaro però che poi per poter praticare quello che abbiamo voluto coraggiosamente perseguire, le lezioni in presenza, gli esami in presenza, salvo naturalmente che la situazione epidemiologica ce lo impedisca, rendono un po' difficile anche praticare questa attività senza ricorrere alla vaccinazione, e aggiungendo anche il fatto che i dati, e se io come scienziato non posso fare a meno che avere fiducia nella scienza e quello che ci dice, è evidente che la vaccinazione una certa possibilità di ridurre l'incidenza della pandemia e quindi dell'infezione ce l'ha ed è comprovata. Riguardo ai docenti che utilizzano, diciamo, il tempo di lezione, noi abbiamo avuto peraltro un caso che è stato soggetto a provvedimento disciplinare, ma non tanto perché i docenti debbano avere una, diciamo, linea, un'opinione preconcetta o precondizionata o addirittura imposta dall'altro. Il discorso è che abbiamo un codice etico di comportamento che impone di essere chiari con gli studenti e utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione per le lezioni per svolgere quell'attività didattica per cui gli studenti sono presenti in aula e, devo anche ricordarlo, pagano le tasse. Allora, un conto è usare degli iperboli, come dire, esempi, casi di studio che possono anche coinvolgere naturalmente aspetti come quelli pandemici e quant'altro. Un conto è utilizzare sostanzialmente il tempo per fare dei comizi su opinioni prettamente personali di fronte a una platea che è un pochino in sudditanza psicologica, non ha scelto di partecipare liberamente a quel comizio, ma se l'è trovato sostanzialmente propinato. Trovo che questo, quando si parla di democrazia, se vogliamo tornare a termini, non sia proprio la scelta più adatta. In questo caso è evidente che noi non possiamo come dire, affidarci solo a quanto riproposto, pur naturalmente in buona fede da parte dei mass media.
ma avviamo in ogni caso, ci sia il dubbio, una indagine interna e, se del caso, avviamo un procedimento disciplinare secondo le nostre procedure, che non sono certo quelle della giustizia normale, ma ripeto, abbiamo degli obblighi morali e un codice etico nei Sì, confronti degli studenti. sì. Rettore, lasciando questo argomento che riguarda i vaccini, ne volevo affrontare anche un po' sul riguardo in questi ultimi 5 minuti che ci mancano alla fine della trasmissione, un bilancio di quest'anno per quanto riguarda l'università. Un'università che è tornata alla didattica in presenza, un'università che però sconta un livello di matricolazione che potrebbe dare magari qualcosa di più. Ci può dire insomma cosa ne pensa di questo suo secondo anno, no? Se non sbaglio, anche da rettore. Sì, ho da poco iniziato il terzo, insomma, l'inaugurazione l'abbiamo fatta a metà novembre, insomma, ma il 1° ottobre, possiamo dire, è cominciato il mio terzo anno. Ma diciamo, allora, la scelta quest'anno, ripeto, è stata anche piuttosto coraggiosa, e visto insomma, la situazione lo permetteva, e fermo restando che l'università, ma spesso anche le scuole, i cinema e i teatri, sono luoghi piuttosto sicuri, se consideriamo anche e questo lo devo dire con grande orgoglio, il senso di responsabilità, il comportamento degli studenti e i docenti, tranne ripeto, alcuni che sono un pochino fuori rotta, ma parliamo veramente di alcuni, e questo ci ha permesso di partire con tutti in presenza, pur, ripeto, nel rispetto della massima sicurezza, e questo è stato molto, molto apprezzato dagli studenti e dai docenti, e questo evidentemente è un valore aggiunto importante che l'università rischiava di perdere in questo periodo. Fermo restando che poi però garantiamo le registrazioni e insomma in casi limite ovviamente andiamo anche a distanza, casi particolari, in modo da essere inclusivi, se no, asterischi a parte, non terremo fede Sì. al nostro mandato. Riguardo alle matricolazioni, in realtà abbiamo avuto un boom l'anno scorso, probabilmente anche insomma, dettato da una serie di iniziative molto importanti anche sul piano della facilitazione, dell'approccio allo studio e alla frequenza a distanza, che era pur critica per molti, anche esclusivamente solo dal punto di vista tecnico. Quest'anno siamo ritornati, diciamo, ai valori dell'anno precedente, quindi 19-20, probabilmente sono i nostri numeri, probabilmente contiamo di comunque recuperare ancora, diciamo, in una fase sostanzialmente di assestamento. C'è anche da dire che quello che è importante non è solo la quantità degli studenti, ma anche la qualità. Se c'è una forte spinta alle immatricolazioni di persone che non hanno magari una reale forte motivazione, o questa riusciamo a trovarla nel primo anno di studio, o se no in realtà creiamo delle situazioni in cui gli studenti vivranno non solo il problema della pandemia, dell'isolamento, ma anche la frustrazione di non riuscire a portare avanti il loro studio. Quindi è molto importante, credo, in quest'anno che focalizziamo molto molto bene le nostre attività di orientamento, sempre chiare e trasparenti, ma anche con forte attenzione a quello che può essere il disagio iniziale degli studenti. Rettore, ultimo minuto, le chiedo che cosa si augura a lei per gli studenti, per questa università, magari con qualche obiettivo nel 2022. Ma diciamo, sicuramente se il 2020-21 insomma, diciamo, è stato l'anno della speranza, credo che il 2022 dovrebbe essere l'anno della fiducia, dovremmo trovare tutti molta più fiducia in noi stessi, nella scienza, negli altri, anche avere insomma, temi di solidarietà, partecipazione, comunità, credo che sia assolutamente importante. Ci auguriamo tutti naturalmente che venga meno la pressione del virus, ma credo che dovremmo veramente imparare a conviverci, e in questo senso credo che dovremmo avere molta capacità e una certa dose, chiamiamola, di freddezza in affrontare queste sfide che ci vengono date anche dal piano nazionale di rinascita e resilienza,
e che sono però delle sfide che vanno ben più in là dei termini del PNRR, perché vuol dire Certo. promuovere lo sviluppo del territorio e soprattutto il futuro dei giovani, di cui anche comunque si parla sempre troppo poco. Grazie mille Rettore, le auguro buona serata. Grazie anche a voi e tanti auguri naturalmente di buone feste e buon Natale se ancora si può dire. Soprattutto di serenità. Grazie. Non vi faccio subito gli auguri di Natale perché noi ci vediamo domani con Daniele Micheluzzi e venerdì con me, sempre su Screenshot, sempre con Telefriuli. Grazie, arrivederci.